Quante castagne al fuoco lunedì a Milano, in via Bellerio la resa dei conti all'interno della Lega Nord in vista delle regionali, numero e denominazione delle liste, scelta degli aspiranti consiglieri, strategie nelle alleanze, tutti contro tutti nello scontro finale tra il leader federale Matteo Salvini e il segretario nazionale Flavio Tosi e tra lo stesso sindaco di Verona e il presidente della regione Luca Zaia. Tosi potrà fare il governatore dopo il secondo mandato di Zaia, simile a Salvini, che dovrà però fare i conti con la posizione del Consiglio nazionale della Liga Veneta a costo di commissariarne la segreteria. Difendere le prerogative della Liga Veneta, che sono scritte nello statuto, che sono sempre state quelle in relazione alla composizione delle liste e quindi porteremo avanti questa linea. E dunque chi toglierà le castagne dal fuoco al governatore uscente e ricandidato? Abbiamo un bel progetto di governo per i prossimi 5 anni. È bene che se c'è un allenatore, l'allenatore ovviamente investa perché vinca il campionato della sua squadra, non quella degli altri. Metafora sportiva a cui Tosi risponde con adeguata immagine pallonara. In questo momento non vedo un allenatore di calcio che si schiera con la squadra avversaria, vedo piuttosto qualche presidente di società calcistica che pretende di fare la formazione da solo, in barba all'allenatore e ai giocatori. Un botta e risposta che dà tutta la misura dello strappo in corso, anche se il Carroccio trevigiano confida in una ricomposizione della frattura per non danneggiare la corsa del conterraneo Zaia. I nemici non ce li abbiamo in casa, i nemici sono all'esterno della Liga Veneta, Lega Nord, e due persone intelligenti come Flavio e come Luca devono assolutamente trovare una quadra. Il buon senso vorrebbe che la candidatura di Luca Zaia non fosse posta in discussione e soprattutto che anche la squadra che lo dovrà accompagnare per i prossimi 5 anni sia una squadra di sua assoluta fiducia. È auspicabile che il talento di Flavio Tosi rimanga nella Lega e che il nostro presidente Luca Zaia, sia ben chiaro per tutti, è l'unico presidente del Veneto possibile.